È una ripartenza un po' lenta questa che ha caratterizzato dal 26 aprile il rilancio di varie attività. Sappiamo che sono stati riaperti i ristoranti, i cinema, i teatri. Con questo arrivo della zona gialla in verità il tempo ci sta facendo un po' dannare, anche perché i ristoranti possono tenere aperto solo all'aperto e sappiamo che le bizze del tempo, l'abbiamo visto anche dal meteo del nostro Antonino Renda, come sostanzialmente il freddo ci accompagna e rende anche impossibile la possibilità di poter cenare fuori e così anche magari pranzare a causa della pioggia. C'è chi invece non riapre e sono le palestre, e oggi di loro vogliamo, almeno in questa prima parte, parlare all'interno della nostra trasmissione di Screenshot. Abbiamo in collegamento con noi Roberto Bolelli, che è il delegato regionale dell'Associazione Impianti Fitness. Io lo ringrazio per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Buonasera. Buonasera a tutti voi e ai telespettatori. Insomma, ripartenza per tutti, ma non per tutti praticamente, perché voi delle palestre, diciamo, siete stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, e dovrebbe essere il 1° di giugno il vostro turno. Maggio se ne discute per il coprifuoco, ma non si discute proprio per le palestre, un muro invalicabile? Un muro invalicabile, anzi ancora meglio un fortino inespugnabile, almeno così è stato definito dai nostri organi dirigenti, che sono continuamente in contatto e stanno tentando di fare tutto il possibile come opera di mediazione con il governo, ma sembrerebbe proprio che non ci sia nulla da fare. E questo significa danni costanti, danni ulteriori. A me dispiace effettivamente dare sempre queste brutte notizie, però il ragionamento è molto semplice. Nell'arco di un anno noi abbiamo perso a livello di fitness, a livello di palestra in Italia, qualcosa come 12 miliardi e mezzo di incassi. Ogni mese di chiusura e quindi di stop significa un blocco di 1,5 miliardi di incassi, che ovviamente vanno a gravare sulle nostre tasche fondamentalmente, nel senso che il mondo, i 100.000 centri che sono presenti in Italia si debbono sobbarcare di fatto questo grande peso, perché allo stato attuale noi non abbiamo ricevuto, se non in termini percentuali pari al 2-3%, ristori adeguati. Quindi il danno è la beffa, perché poi tra l'altro la riapertura con il 1° di giugno significa riaprire nel periodo che storicamente è il peggiore per le palestre, perché gran parte delle persone vanno poi al mare, vanno in vacanza, chi se lo potrà permettere a questo punto, ma comunque difficilmente si andranno a richiudere in quei centri che invece nel periodo, diciamo così, che va da settembre fino a maggio-giugno è l'alveo naturale per 20 milioni di persone. Non dimentichiamoci che sono 20 milioni di persone che fanno attività di fitness in Italia, e quindi è un danno veramente colossale, che significherà per tanti di noi, ahimè, chiudere definitivamente le proprie attività. Lei ha fatto un po' i conti di questo danno con le ricadute in Friuli Venezia Giulia? L'avete fatta voi associati? Guardi, stiamo valutando e stiamo raccogliendo dati precisi, quindi sicuramente nel prossimo periodo daremo dei numeri, diciamo così, precisi, però stiamo parlando in ogni caso di più di qualche centinaio di milioni di euro di mancato incasso, senza ombra di dubbio. E poi quella che è la cosa peggiore è l'indebitamento che si è venuto a creare parallelamente a questo. Sa, se non si incassa è una cosa, ma se non si incassa e contemporaneamente per dover far fronte a quelle che sono le spese correnti ci si indebita, diventa un problema ancora più grande, perché questo debito si sta accumulando ogni giorno di più. Quindi sicuramente sono centinaia di milioni di euro che in Friuli Venezia Giulia sono venuti a mancare in termini di incasso nel settore fitness, ma la cosa peggiore è l'accumulo di debiti che ogni giorno, ogni minuto che passa si sta creando. Per non parlare poi di quello che è l'aspetto sociale della questione, certo, ed è una delle cose forse più importanti. Sappiamo che sport è benessere, ma in questo momento non sembra, anzi sembra quasi che siate voi gli untori, più che altro, o i veri focolai, ma così non dicono gli studi forse.
Mi fa molto piacere sentire questa affermazione, era uno dei miei capisaldi, e cioè noi siamo passati per essere degli untori, e questa è la cosa peggiore, è un danno d'immagine gigantesco che tra l'altro non è stato minimamente provato e suffragato da alcun tipo di studio. Una delle cose peggiori, una delle cose che ci indigna di più è il fatto che noi siamo stati chiusi, nonostante il fatto che abbiamo prodotto prove, documenti e anche sostanzialmente proprio quando sono state fatte le verifiche da parte Sì, degli organi ci dica dove stanno queste prove, ci dica dove stanno queste prove. E le prove che noi abbiamo fatto direttamente sono quelle, per esempio, che hanno estrapolato, per esempio, l'ordine dei medici del psichiatri nazionale, ma anche, per esempio, il professor Rasi, che è primario del reparto di infettivologia dell'ospedale Spallanzani di Roma, che tra l'altro sarà ospite anche in una grande conference che stiamo organizzando come ANIF nazionale, e che molto probabilmente tra il 20 e il 21 maggio sarà, diciamo così, uno degli ospiti più accreditati per parlare di questa cosa. Ecco, ma voi l'avete detto al governo questo? Allora, guardi, noi abbiamo Perché fatto perché non vi hanno ascoltato? Cosa vi hanno detto? Ma guardi, noi abbiamo fatto 2 lettere specifiche proprio nell'arco degli ultimi 10 giorni. Una l'abbiamo spedita al Presidente del Consiglio Mario Draghi e l'altro l'abbiamo spedito alla Vezzali, che è il sottosegretario delegato alla gestione dello sport. Non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Nessun tipo di risposta. Abbiamo avuto a che fare, come si diceva inizialmente, con un fortino inespugnabile, sul quale purtroppo non c'è possibilità diciamo, di avere un contraltare. Noi avremmo anche accettato, seppure con tutti i distinguo che questo discorso comporta, una situazione di questo genere, se ce l'avessero spiegata. Noi non abbiamo mai avuto nessun tipo di spiegazione, e come dicevo prima, chi ne farà anche le spese oltre a noi saranno anche le categorie più deboli, e cioè i ragazzi e contemporaneamente le persone più anziane, perché quelli che faranno e fanno attività fisica comunque la faranno regolarmente e la stanno facendo anche magari adesso in occasione di sport all'aperto, eccetera. Ma quelle persone anziane che magari proprio nelle palestre, perché si sentivano più protetti, perché si sentivano più, tra virgolette, a casa loro, così come i ragazzini che fondamentalmente avevano bisogno di una guida, l'istruttore, il maestro e l'allenatore, che in questo caso gli serviva per essere un punto di riferimento, non l'hanno potuto avere. Sì, peraltro lei ha accennato al fatto che qualcuno ha sfruttato queste attività all'aperto, ma chi non ha potuto sfruttare cosa sta facendo? Come fa a pagare i propri... Come fanno a pagare i collaboratori sportivi? I collaboratori sportivi hanno ricevuto ristori a questo proposito? Sì, i collaboratori sportivi effettivamente tra il mondo del fitness sono stati quelli che forse più di ogni altro hanno ricevuto degli aiuti. Sono aiuti che non sono stati estremamente generosi, però comunque ci sono stati, ed è un dato di fatto, perché per esempio nell'ultimo periodo sappiamo che sono stati erogati a quelli che avevano i contratti in essere fino al 31/12 del 2019, per intenderci. Quindi tutti quelli che avevano un contratto in essere comunque hanno avuto diciamo così, qualche migliaio di euro. Per la precisione, dal 1° gennaio ad adesso, a seconda della quantità di denaro che avevano preventivamente avuto con i contratti precedenti, hanno avuto 1.200, 2.400 e 3.600 euro a seconda del target di appartenenza. Per intenderci, chi aveva preso fino a 4.000 euro nel 2019 ha ricevuto 1.200 euro, chi ha ricevuto fino a 10.000 euro nel 2019 ha avuto 2.400 euro, e chi ha avuto più di 10.000 euro ha ricevuto 3.600 euro. Sì, ma stiamo parlando dei collaboratori. Certo, certo. Senta, cosa farete adesso da qui al 1° giugno? Aspetterete oppure farete qualche manifestazione? Le tenterete tutte? Visto che non vi hanno neanche risposto, cosa farete? Noi sicuramente saremo già in piazza questo sabato 1° maggio
per riaffermare un concetto di dignità del lavoro, perché purtroppo oltre al danno e alle ripetute beffe ne abbiamo avuto uno che veramente ci è rimasta particolarmente a cuore, cioè quando il presidente, anzi il segretario di uno dei più importanti partiti politici italiani ha definito con, anzi lo dico io direttamente, mi prendo la responsabilità, con arroganza e con anche non conoscenza della questione, il nostro come un lavoretto, e quindi anzi addirittura precisando che noi insieme ai ristoratori ci eravamo quasi inventati un lavoro. Ecco, il 1° maggio, giorno dei lavoratori, noi vogliamo ritornare in piazza, lo faremo sicuramente a Trieste in piazza Sant'Antonio a cominciare dalle ore 10 in poi, per riaffermare i nostri diritti di lavoratori che hanno una loro dignità, e questa dignità in questo momento non ci è riconosciuta, e questo è male, perché anche organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale per la Sanità riconosce nel settore fitness, nel settore benessere, uno dei cardini più importanti per il mantenimento della salute pubblica, cosa che ad adesso il nostro governo non ci ha riconosciuto, e per questo motivo noi saremo in piazza. Grazie Bolelli per questo suo intervento. Molto acceso, lo sento, ma d'altronde anche le sue ragioni, lei rappresenta una categoria largamente penalizzata. Grazie e le auguro in bocca al lupo anche a tutti i collaboratori sportivi per questo. Grazie dello spazio che ci date e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie a voi. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di vaccini e varianti. Nuovamente in trasmissione con Screenshot, prima parte dedicata alle palestre, la seconda dedicata invece alle varianti e ai vaccini. Prima vi mando un servizio molto interessante, si parla tanto in questi giorni di variante indiana individuata oltretutto in 2 soggetti in Veneto. Andrea Pierini, intervistato per noi Pierfranco D'Agaro, praticamente il cacciatore di virus qui in Friuli Venezia Giulia del Burlo. Sentiamolo in questo servizio e poi parleremo di vaccini a domicilio con Simona Liguori, consigliere regionale. Servizio. Professore, continua la battaglia contro il coronavirus, si parla tanto di queste varianti. Com'è la situazione attualmente in Friuli Venezia Giulia? La situazione in Friuli Venezia Giulia è monotona, nel senso che il 95% delle sequenze effettuate su un campione casuale di positivi risultano essere variante inglese. Quindi sotto questo punto di vista non ci sono al momento ulteriori mutazioni che devono allarmare? Non ci sono altre varianti, mutazioni ce n'è, perché è un virus estremamente variabile, quindi mutazioni sono all'ordine del giorno. Non ci sono variabili codificate come varianti di preoccupazione, variants of concern, o varianti di interesse, di attenzionamento. Quindi insomma non si può parlare di varianti indiani, varianti sudafricane. Possiamo, se possibile, anche fare un po' di chiarezza su tutti questi termini, variante inglese, sudafricana, cioè cosa sta succedendo? Allora, questi termini, inglese, sudafricana, brasiliana, sono delle semplificazioni, perché in realtà questi sono virus che hanno particolari caratteristiche di mutazioni che vengono codificate da un lineaggio, la famosa 1B1.117, per esempio codifica per la variante inglese. È più comodo dire inglese, però dovremmo chiamarla con il termine tecnico che definisce le mutazioni che la caratterizzano. Ok, quindi insomma ci sono tutte, diciamo, delle semplificazioni un po' troppo giornalistiche, insomma, detto proprio papale. Ci deve essere preoccupazione proprio adesso che la situazione sta migliorando, i ricoveri stanno calando, con il caldo si spera che comunque questa situazione come l'anno scorso ci consenta di vivere un'estate in tranquillità. Bisogna preoccuparsi perché insomma in India ci sono 40 gradi, ecco, quindi poi è chiaro che le condizioni indiane sono molto diverse da quelle italiane, ovviamente. I termini della questione sono 2. Da un lato stiamo uscendo da un periodo di lockdown, quindi da un periodo di contenimento della trasmissione. Quindi gli effetti positivi che noi vediamo oggi, la diminuzione dei casi, la diminuzione anche dei ricoveri, eccetera, sono legati a una stretta che c'è stata nella possibilità di trasmissione. La riapertura che
si sta osservando adesso, potrebbe comportare anche un incremento, dipende dal comportamento dei soggetti, se è un comportamento responsabile o se si abbandonano tutte le misure di sicurezza e Un po' quello che aveva detto anche il prefetto, cioè non è un liberi tutti, per favore cercate di rispettare il distanziamento, anche perché questa variante inglese è molto contagiosa, insomma. Abbiamo a che fare con l'emergenza appunto di varianti che sono competitive sul mercato virale, cioè devono farsi strada e quindi sono estremamente trasmissibili. E questo, se non quindi il virus c'è, continua a circolare, se non manteniamo quelle misure di sicurezza, di buon senso anche per limitare, non è il pericolo è passato, siamo liberi tutti. Il virus c'è, continua a circolare e quindi manteniamo quelle misure di protezione che ci difendono e impediscono la diffusione del virus. Un'ultima domanda. Quindi aiutiamo anche il sole. Esatto, questa è la domanda chiave. Con il sole, so che c'è solo un anno di esperienza, quindi forse è prematura questa domanda, però con il sole e con il caldo, anche se mi spiegavano che non c'è una motivazione scientifica ancora, però questi virus tendenzialmente non è che scompaiono, però sono meno aggressivi, insomma c'è meno pericolo, probabilmente legato agli stili di vita, a questi motivi qua. Allora, il virus non è che sia più o meno aggressivo sulla base della temperatura, il virus è sempre quello. Il sole, l'irraggiamento solare, assieme ad altri fattori, la diluizione, eccetera, contribuiscono a diminuire la trasmissibilità del virus, ma il virus è sempre quello. È una questione di stile di vita fondamentalmente, meno porte chiuse, meno finestre chiuse, meno assembramento. Aperto, quindi in una situazione di diluizione anche della carica virale, ma è tutto qua e basta. Cioè, se noi ci mettiamo in 5 in una stanza, siamo come in inverno, non cambia niente. Quindi vaccini... Finestra aperta che aiuta un po'. Quindi insomma vaccini e distanziamento e corretti stili di vita nel momento in cui saremo verosimilmente tutti vaccinati, o almeno il 70% della popolazione, potremmo dire di aver vinto, lo diciamo sottovoce. Molto sottovoce. Abbiamo a che fare con un virus che cambia e non voglio fare previsioni alla Nostradamus, perché non si possono fare sul virus, però è probabile che avremo a che fare con un virus che cambia, come l'influenza. Una nuova influenza purtroppo, insomma, una nuova influenza, visto che insomma, l'influenza viene un po' semplificata, no? Però un virus ancora oggi molto aggressivo e molto pericoloso. Diciamo che finora, prima del Covid, la mortalità più alta per forme respiratorie negli anziani era legata all'influenza. Eccoci, da qui abbiamo imparato, ma anche in tutti questi mesi, che è importante il distanziamento. Possiamo anche pensare al caldo, possiamo anche pensare che ci può dare una mano una variante meno pericolosa rispetto all'altra, però abbiamo l'unica arma importante che sono i vaccini. Io credo che sia anche convinta di questo Simona Liguori, consigliere regionale ai cittadini, che è con me in compagnia. Buonasera, la vedo attraverso lo schermo. Buonasera. Buonasera Davide e ai tuoi telespettatori di Screenshot. E oltretutto stavo dicendo dei vaccini, però bisogna arrivare direttamente a dare vaccini a questi anziani, magari anche chi non può raggiungere il posto direttamente, gli hub che sono stati costruiti, i vari centri vaccinali, per questo esistono vaccinazioni a domicilio. Però cosa sta accadendo, Liguori? Allora abbiamo chiesto questa mattina proprio in aula in regione all'assessore Riccardi di fare un punto nave su quella che è appunto la questione dei vaccini al domicilio, perché abbiamo molte segnalazioni di persone che dicono: mi sono prenotato, ho chiesto, non riesco ad uscire di casa, quindi dovranno raggiungermi i medici e gli infermieri per potermi fare il vaccino, ma non sono ancora in attesa. Ecco perché abbiamo portato questa nostra interrogazione, tenendo presente che erano ben 7.200 le domande delle persone con più di 80 anni di essere vaccinati al domicilio. 7.200 persone lo avevano chiesto a far data dal 10 marzo, ecco perché noi oggi siamo il 28 di aprile, abbiamo chiesto proprio di conoscere come queste persone, in che misura sono raggiunte dai vaccinatori. Sì, e fino a che risultato è venuto fuori? Il Su queste risultato che ci ha 7.000 dato prenotazioni da 2 mesi?
Sì, i numeri che ci ha dato Davide, l'assessore Riccardi, sono appunto che nel Friuli Centrale, che è la nostra azienda, quella proprio che va praticamente da Sappada fino a Lignano Sabbadoro, abbiamo 671 persone che sono state, a cui è andata una somministrazione appunto di vaccino, e 139 persone nell'azienda appunto Asugi, parliamo di vaccini domiciliari, e nell'azienda pordenonese 1462 somministrazioni sono state fatte. Questo ci ha fatto capire che siamo una regione con due diverse velocità, in cui ci sono i pordenonesi che stanno viaggiando veloci nel portare appunto i vaccini a casa, e invece il nostro Friuli centrale che arranca, e di molto. Ecco perché dalle somme dei dati appunto che l'assessore ci ha fornito, abbiamo visto che a fronte delle 7.200 domande, vi dicevo, del 10 marzo, sono state fatte 2.270 somministrazioni. Un terzo, neanche un terzo. Esatto, se poi pensiamo che le persone che di solito richiedono una vaccinazione domiciliare sono le persone fragili, superiore naturalmente agli 80 anni, ma magari hanno tante malattie e non possono adire ai centri hub, quindi recarsi con le proprie gambe o essere trasportati nei centri hub, sono anche quelle persone che, se vengono a contatto col virus, abbiamo visto come va a finire. Sono le persone che poi vanno in terapia intensiva, persone che vengono a mancare, nelle quali cioè l'infezione del virus condiziona molto naturalmente la prognosi, anche la vita delle persone. Ecco perché riteniamo che in questo desiderio, che naturalmente è massimo a questo punto, noi sappiamo che c'è il vaccino che può veramente darci un lasciapassare per ritornare alla vita normale, diventa molto importante comprendere, proprio perché ci sono queste lacune, queste zone, come dire, della nostra regione in cui la vaccinazione a domiciliare sta andando molto a rilento. Quindi sgomberiamo il campo, Davide, non vogliamo fare nessun tipo di polemica, vogliamo però in qualche modo cercare di essere costruttivi, di dare una risposta anche alle persone che fanno e ci portano naturalmente le loro domande, ma soprattutto vedere dove il sistema può essere rinforzato. Qui veniamo ma è un modo anche voi che siete all'opposizione per essere costruttivi, no? Per dire dove ci sono le varie falle e cercare magari di mettere lì, cercare di mettere i puntini sulle i proprio su quel punto. Lei ha detto che ci sono 2/3 di quelli che hanno chiesto che non sono stati soddisfatti, è giusto insomma che vengano soddisfatte queste prenotazioni, altrimenti perché prenotazioni si tratta? Le chiedo l'ultima cosa, in questi giorni si è parlato molto anche di personale sanitario che non è stato immunizzato, no? Non è stato, che magari ha anche rifiutato l'immunizzazione. Lei cosa ne pensa di questo argomento? Perché se non sbaglio un po' si è creato anche diversi problemi, no? Anche per lo spostamento del personale nel caso in cui si rifiuta, oppure gli stessi medici di famiglia che vanno a curare, no? Sono immunizzati oppure no? Esatto, questo è un argomento che sta interessando anche naturalmente il governo, perché ci sono le sedi competenti, non possiamo andare avanti, come dire, a nostro sentimento, a nostro ragionamento. Io penso questo. Naturalmente, se ovviamente una persona, un medico, un infermiere, un OSS, un tecnico di laboratorio e quant'altro, di radiologia, cioè persone che hanno la propria vita professionale nel front office, nell'assistenza appunto dei pazienti, sono immunizzati, si abbatte di molto ovviamente, cioè vaccinati, quindi immunizzati, hanno come dire, avuto il vaccino, è chiaro che si abbatte di molto anche la capacità che potrebbero avere a trasmettere naturalmente il virus e far ammalare le persone. Va da sé appunto che come dire, un medico, in qualche modo un operatore della sanità, questo lo possa e lo debba fare. Certo che il vaccino non è obbligatorio, ricordiamo anche questo è vero. Va detto però che secondo me, che sono appunto un medico, sono in aspettativa, ma a livello di volontariato appunto io vedo e do aiuto ai malati, sono vaccinata, questa è la verità, e sono anche un medico che come medico volontario vaccinatore ha dato la propria disponibilità all'azienda a prestare aiuto, quindi mi sono fatta avanti dicendo: io ci sono, se servo a vaccinare sono qua. Ecco, questo ti dice già il mio modo naturalmente di vedere questo problema. Grazie del messaggio Liguori, grazie per i numeri che ci ha dato, grazie mille e le auguro buona serata. Grazie a lei Davide, arrivederci e anche ai telespettatori.
Bene, raccolgo anch'io questo arrivederci, lo do a tutti voi telespettatori. Noi ci vediamo domani sempre con una nuova puntata di Screenshot. Arrivederci.